abbiamo voluto ricalcare una festa che c'era negli anni 50, era la festa dell'uva. E mi avevano dato questa idea, ma siccome uva da queste parti non ce n'è più, abbiamo trasformata con la festa esaltando la castagna, ma non solo quello, perché è una manifestazione che riguarda la cultura, la musica, la gastronomia, l'arte e poi si svolge in tutte le parti del paese, in tutte le piazze, in tutte le strade. E di conseguenza è stata, come avrete già sentito, è stata rivalutata anche dal Parlamento europeo, ma è riconosciuta come una festa particolarmente coinvolgente. Visto che è la festa della castagna, potrebbe raccontarci la ricetta del castagnaccio? Allora, per fare il castagnaccio, prima cosa basilare, ci vuole la farina buona, possibilmente di castagne domestiche o segrete, oppure la gentile, quella tipica qua della nostra vallata, che purtroppo è in via di estinzione. Poi, fatto ciò, ci vuole un po' di pinoli, un po' di uvetta e si mette a cuocere per circa mezz'oretta a 200 gradi e è pronto da servire, da mangiare soprattutto. Cosa sta succedendo qua vicino a lei? Sta cuocendo le castagne. E c'è una scritta speciale? Agricasta, è stato fatto apposta questo per cuocere le castagne da un amico, Gianni, che l'ha fatto apposta per cuocere le castagne per far prima. Prima andavamo con la tradizionale padella, con la lanfondo, no? Adesso sono 2 anni che adoperiamo questo per fare un po' prima, per far meno fila alla gente. Quante ne avete cotte in tutto il giorno? 12 quintali, 4, 4, 4, i 3 punti, 4 quintali per punto.